Allora, siamo qui al muro di Casa del Poggio dove è stato inaugurato un cippo che celebra un'amicizia tra varie nazioni. Qual è la sensazione di assistere a un risultato, una cerimonia di questo tipo? Okay, we are here in San Pietro di Feletto with this event, with the unveiling of the monument, and it celebrates also friendship between our countries and our towns. What are your feelings about participating in this kind of event? So first of all, for us, this bond that we have between the three towns is very important to us. Not just for tourism, but because we feel very European. We feel like we have a European bond between three towns of three different countries. So we feel that it is very important for us to have that and to be here and to witness this the renovation of this monument, which is very beautiful. You can see that it has been made by an artist. It's a great honor for us. Allora, prima di tutto loro sono molto contenti di partecipare a questo evento perché celebra il legame non soltanto per il turismo in questa zona e per lo sport, ma anche perché celebra in qualche maniera il nostro fatto di essere europei e di essere qui presenti insieme come cittadini d'Europa. Sono molto contenti, fra l'altro il monumento è molto bello ed è veramente significativo per questo evento, per questo tipo di evento che sta arrivando per adesso col Giro. Lei ha usato il termine cittadini d'Europa. In questo periodo storico, secondo lei quanto è importante sponsorizzare o comunque incentivare iniziative di questo tipo che leghino tra loro le nazioni? You spoke about citizens of Europe, citizenship in Europe. According to you, which is the importance? What is the importance of these events that kind of join together people in this kind of events all together? It's very important for the population of France and Italy and Belgium also to talk about citizenship and to share the values, the common European values that we have. And what we especially want to do in this project is reach out to youth, the young people, to make sure that also in the future this European value system of citizenship will be sustained. Okay, allora, diciamo, relativamente a questi eventi non c'è solamente il fatto che è un progetto comune tra tre cittadinanze, ma è quello che viene propugnato di più è il concetto di una cittadinanza europea, Belgio, Francia, Italia, ma in generale tra tutte le popolazioni di quello che rende veramente europea la popolazione che abbiamo e special modo nei confronti di una gioventù che in qualche maniera ha bisogno di essere, come dire, raggruppata sotto questa idea di cittadinanza.